Rieccoci in diretta, come annunciato in chiusura di prima edizione, l'approfondimento del mercoledì con la CGIL. Oggi un tema assolutamente d'attualità, un tema molto importante, molto sentito, quello dell'emergenza casa con le politiche abitative adesso collegate. Ne parliamo insieme a Sara Pasqualin, segretaria generale CGIL Treviso, ben ritrovata. Buongiorno. E buongiorno anche a Deborah Marcon, segretaria generale Sunia Treviso. Buongiorno, Deborah, e grazie per essere con noi. Deborah, io inizierei subito da lei per fare un po' un quadro generale, perché quando parliamo di emergenza abitativa, emergenza casa, alle volte sono i dati poi quelli che danno un senso al tutto. Proviamo a capire in provincia di Treviso qual è la situazione dell'emergenza abitativa. Resta? Questa forse è la domanda vera e propria, un'emergenza? Assolutamente sì, in realtà ben prima che emergenza abitativa cominciasse a diventare un termine, diciamo, diffuso un po' ovunque, noi già suonavamo i campanelli d'allarme, nel senso che c'erano delle importanti categorie di persone che hanno sempre fatto fatica a trovare un'abitazione o a trovare un'abitazione che fosse alla loro portata, a causa degli affitti non molto alti, a causa di problematiche magari legate alla non disponibilità di 8 ore lavorative al giorno, perché magari c'era tutta la responsabilità di cura, problematiche derivanti da impossibilità di svolgere alcuni tipi di mansione per via di infortuni o cose del genere, persone che erano emarginate, quindi fra virgolette problema casa era l'ultimo dei loro problemi e avevano necessità di essere seguiti anche dagli assistenti sociali per tutta una serie di questioni. Tutte quelle persone erano già in emergenza abitativa. Ora è diventato fra virgolette di uso comune perché con la crisi post-Covid il problema non riesco a trovare un'abitazione è andato a colpire anche le fasce medie, quelle che hanno avuto il loro posto di lavoro tranquillamente, lavorano tutta la giornata, non hanno grossi problemi, se non che tutto continua a aumentare mentre i loro stipendi diventano sempre inferiori. Oppure per causa del Covid o di situazioni contingenti hanno avuto dei problemi momentanei e non riescono più a venirne fuori. Adesso l'offerta di domanda, l'offerta di abitazioni in affitto è sempre inferiore, la situazione non è migliorata perché non ci sono state delle nuove politiche volte ad incentivare le locazioni, l'ultimo decreto è del 2017, quindi la situazione si va a scontrare con una domanda sempre maggiore e un'offerta che invece piuttosto diminuisce. Chi potrebbe calmierare il mercato, comunque offrire una seconda possibilità a queste persone che non trovano casa, sarebbe il pubblico, sia in canone agevolato sia in quello cosiddetto ERP, però non abbiamo dei grossi investimenti che permettono di acquisire oppure di costruire nuovi alloggi. Ovviamente Ater Treviso insegna che si possono andare a recuperare tutti quanti i vari fondi come PINCO, PNR, eccetera, eccetera, ma non sono comunque sufficienti, soprattutto a livello regionale, per riuscire a coprire tutte quelle persone che al momento sono senza un'abitazione. Ricordo un attimo il numero 042216283332 per intervenire in diretta e fare domande sul tema che stiamo trattando. In qualche modo quando si parla di emergenza abitativa pensiamo alla famiglia o al singolo che è senza lavoro, e quindi in realtà esiste una fascia di popolazione che il lavoro ce l'ha ma ha una serie di condizioni, anche uno stipendio stesso che non permette loro di trovare abitazione, magari non ha quelle garanzie anche perché gli venga affittata la casa, ed è una fascia probabilmente sempre più in aumento alla luce anche della situazione economica che stiamo vivendo. Beh certo, infatti uno dei problemi abbastanza fondamentali che noi abbiamo registrato, per esempio, proprio la richiesta di garanzie anche a giovani che lavorano, però sono giovani, magari hanno il contratto a tutele crescenti, quindi per sicurezza i locatori vogliono magari la firma del genitore.
Ci sono inoltre non soltanto appunto questa situazione che è un pochino quella migliore e nonostante questo richiede molto spesso la firma di un garante, ma anche per esempio quelli che lavorano in partita IVA. Fondamentalmente da molti proprietari non viene ancora riconosciuto come una garanzia che io continuerò e avrò una consistenza, fra virgolette, di quello che io guadagno, tale per cui mi si garantisce che vengo sempre pagato. Ma stessa cosa anche per i lavoratori stagionali o per quelli che noi chiamiamo in leasing per quanto riguarda le agenzie interinali. Tecnicamente loro hanno ufficialmente un contratto a tempo indeterminato, però con l'agenzia e non direttamente col datore di lavoro. A noi sono giunte segnalazioni, non direttamente a noi come Sunia ma come Nidil, sono giunte segnalazioni di proprietari che non volevano affittare a persone con questo tipo di contratto perché essendo con l'agenzia non era considerato al pari di un lavoro a tempo indeterminato. Sul fronte disdette che cosa sta accadendo? Sempre di più per i vari motivi, nel senso che io posso volere, generalmente diciamo quello che va per la maggiore adesso è do la disdetta per vendere. Vendere perché? Da una parte magari la casa è arrivata ad un punto tale per cui ha bisogno di un sacco di lavori, perché magari l'ho sempre messa in affitto per 50-40 anni, adesso giustamente l'inquilino comincia a dirmi guarda che questo andrebbe sistemato, sarebbe una spesa che specialmente in questo periodo costa un sacco di soldi, quindi cosa voglio fare? Avere l'ultimo diciamo guadagno da quell'abitazione vendendola e così i problemi fra virgolette di ristrutturazione non ricadranno su di me. Inoltre c'è un'altra problematica, quella chiamiamola problematica nel senso che è diventata una problematica perché non c'è effettivamente un riscontro anche qui a livello legislativo che riesca a supportare la richiesta che viene dall'Europa, fra virgolette, sulle case verdi. Si impone diciamo su tutta una serie di proprietari l'incubo letteralmente perché non sanno cosa succederà, perché avessero delle informazioni precise sarebbero molto più tranquilli, ma essendoci delle informazioni discordanti poi si cambia, ci sono sentito dire che spaventano un sacco di persone. Tanti hanno paura, ok, arriverà il momento in cui questa direttiva diventa attuativa, io non posso più fare niente con la mia casa se non ce l'ho almeno ad un livello D o C. Io quindi preferisco... Possiamo spiegare che cosa significa? Sì, certo, mi scusi. Allora, praticamente la direttiva sulle case verdi che viene dall'Unione Europea impone alle case di raggiungere un certo livello di quella che noi chiamiamo prestazione energetica, okay, cioè quanto bene tiene il calore e il freddo un'abitazione. Ovviamente una casa ben mantenuta, a cui ho sempre fatto tutti i miei lavori, magari ci ho fatto anche il cappotto, il condizionatore, è una casa che mi tiene bene il caldo, mi tiene bene il freddo, quindi a questa casa viene data una valutazione positiva. Qui in provincia di Treviso le case che sono sopra il D, almeno per quanto riguarda quelle che vengono a verificare i loro affitti da noi, cioè, praticamente sono davvero poche. Quasi tutte sono sotto questo livello. Nel momento in cui io proprietario ho una casa che magari ho ereditato, che il papà non ha tenuto più di tanto perché comunque era ancora la casa degli anni 80 o anche di più, avrebbe un sacco di lavori da fare, faccio l'attestazione di prestazione energetica, vedo che è bassa, guardo la televisione e mi dicono devi averlo per forza sopra un certo livello per poter continuare in un futuro prossimo ma non specificato a poter affittare o addirittura poterla vendere, giustamente io prendo paura, dico non ho i soldi per migliorare questa casa o non ho la volontà di migliorare questa casa, preferisco liberarmene adesso che non c'è ancora questo vincolo, piuttosto che rischiare che questa direttiva mi arrivi dall'oggi al domani e io con questa casa cosa faccio? O meglio, cosa faccio con chi c'è anche all'interno di questa casa in affitto? Sì, infatti.
E chiaramente, cioè, immagino che se un proprietario che ha questa spada di Damocle e chiaramente bisogna anche mettersi dalla parte del proprietario che ha magari questa piccola risorsa che magari, non lo so, potrebbe servire poi per la sua vecchiaia, per i figli, per i nipoti, mille ipotesi, e però magari all'interno c'è qualcuno che ci abita, questa persona arriverà alla disdetta dell'affitto, dovrà trovarsi un'altra soluzione. Esatto. Avete tanti casi, state riscontrando tanti casi? Quello sì, per varie ragioni, tra cui anche queste. Il problema qual è? Nel momento in cui io do la disdetta, cosa mi dice il contratto di affitto, ma esatto. cosa mi dice anche semplicemente il codice civile, le leggi sulla casa? Mi dice che io devo dare disdetta entro 6 mesi. Quindi il legislatore degli anni 70 aveva previsto che 6 mesi di preavviso fossero un tempo sufficiente per l'inquilino per trovare un'altra abitazione. Perché il mercato abitativo era diverso. Esatto, adesso è cambiato assolutamente tutto, le leggi sulla casa, proprio il core diciamo delle leggi sono ancora quelle degli anni 70, dove è previsto che in 6 mesi io proprietario possa avere la mia abitazione indietro, ma alla stessa maniera per quanto riguarda l'inquilino, che nel momento in cui io voglio andare via posso dare il preavviso di 6 mesi al proprietario e intanto trovare l'abitazione e spostarmi. Entrambi quei 6 mesi non hanno senso, perché il proprietario con solo 6 mesi è difficile che riesca ad avere un inquilino che riesce fisicamente a trovare un'altra abitazione. Invece 6 mesi di preavviso per quanto riguarda la disdetta dell'inquilino sono un'enormità, perché io inquilino devo sapere 6 mesi prima se troverò l'abitazione che mi serve, e nel momento in cui faccio il discorso contrario e decido magari di cercare prima l'abitazione e poi dare disdetta al locatore, giustamente io mi trovo in una situazione, o meglio in un mercato, che mi dice: questa è l'abitazione, la vuoi prendere? Sì, è disponibile da subito, il mese prossimo, quello che è, ma devi fermarmela subito e devi cominciare a pagare l'affitto da quanto prima, perché altrimenti io ne ho altri 40 che mi stanno aspettando. Quindi io dovrei fermare l'abitazione, dare la disdetta al proprietario e vedere se con il proprietario trovo un accordo, perché la legge quello che prevede è che effettivamente io comunque, anche se vado fuori prima, continuo a pagare quei 6 mesi di affitto, perché sono un'indennità per il proprietario. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io volevo soltanto segnalare il mio caso. Sono una persona anziana, ho quasi 80 anni. Il proprietario della mia casa mi ha dato prima un aumento stratosferico dall'affitto che pagavo. Adesso non ci siamo messi d'accordo, mia figlia è andata a Sunnia. L'offesa che ha fatto al proprietario di andare a Sunnia è stata catastrofica. Si rende conto che uno non si può difendere? Se va lì, la signora sta parlando chiarissimo. Io ci sono passata. Adesso stanno scadendo i 6 mesi, perché l'ha detto 4 mesi fa, e poi tergiversava: non chiamate più il Sunnia, non fate intervenire. Mia figlia giustamente per difesa si è rivolta di nuovo a loro. Non c'è stato niente da fare. Tra 2 mesi io devo uscire, a 80 anni, invalida. Premetto che mia figlia ha un lavoro stabile statale, io ho una pensione discreta, non riusciamo a trovare una casa. Grazie signora, io credo che sia... Vicenza. Grazie. A Vicenza. Come scusi? A Vicenza. A Biella? A Vicenza, ok, Vicenza. grazie signora, e grazie anche a Francesca in regia. Credo che sia
emblematico questa chiamata, anche perché apre un altro scenario, cioè quella del proprietario che non vuole in qualche modo accompagnare in una possibile trattativa al SUNIA l'inquilino. In questo caso che mezzi, che cosa può fare l'inquilino? Perché chiaramente non si può portare con la forza il proprietario. Io intanto dico di venire comunque su NIA, no, nel senso che noi non interveniamo direttamente sempre, proprio per evitare quel problema. Nel senso che purtroppo effettivamente, ma al di là del SUNIA, può andare anche da un altro sindacato o anche semplicemente da un'associazione come anche la Caritas, perché abbiamo avuto anche di questi esempi. Nel momento in cui si inserisce una terza persona nel rapporto tra proprietario e inquilino, ci sono alcuni proprietari, come quello della signora, che lo vedono come un'offesa personale. Però attenzione. Molto spesso se un proprietario reagisce in una maniera come quella descritta dalla signora, io temo che sarebbe stato difficile portarla a casa anche senza nominare il SUNIA. Purtroppo da quello che vediamo, noi di solito i passaggi che facciamo è cercare di dare un po' di consigli all'inizio, vedere come va, se riesce a chiudersi la trattativa tra proprietario e inquilino senza, fra virgolette, metterci mano ed evitare di peggiorare la situazione. Interveniamo proprio quando noi siamo cioè una volta vista la situazione, siamo dell'idea che serva davvero mettere i puntini su lei. Perché purtroppo ci sono anche tanti bacini di, chiamiamola, ignoranza, ma non in senso offensivo, no, certo. Proprio di persone che non sanno come funziona il contratto, come funzionano le leggi, eccetera, eccetera. E in questo metto dentro sia proprietari sia inquilini. Quindi molto spesso andare da un sindacato, proprietario e inquilini, che spiega un attimo qual è effettivamente il confine entro cui io devo stare, dà enormemente una mano, perché nel momento in cui dico guarda, tu effettivamente hai questi diritti, però hai anche questi doveri, stessa cosa la tua controparte ha questi diritti e anche questi doveri, troviamo un punto d'incontro. A quel punto molte volte si riesce a ricomporre, perché effettivamente la persona terza, purché vista come un intruso, però ti dà la possibilità di venire fuori da un problema, perché comunque attenzione, nel momento in cui io non risolvo il problema in trattativa, io poi ho la soluzione numero 2, che è risolverla in legale. Legale vuol dire trovare l'avvocato, anticipare le spese, fare tutta una serie di procedimenti. Ogni minimo procedimento ha un costo e anche non da poco. Generalmente una causa legale per arrivare sui 2.000 euro non ci vuole niente, e 2.000 euro in casi di morosità io purtroppo sono sicura che finiscono sulla testa dell'inquilino. Sui casi per finita locazione io non è che sono proprio sicura sulla testa di chi vanno. Può essere anche un 50 e 50, perché è a discrezione del giudice, quindi è un rischio che sono un sacco di soldi, che se io posso risolverla parlando con l'altra persona e cercando di capire se c'è un punto di incontro, non è solo una cosa positiva per l'inquilino, ma anche per il proprietario. E questa è una cosa che cerchiamo di fare tutti come sindacati, perché proprio l'obiettivo è cercare di anche non inasprire gli animi, perché comunque è un rapporto quello tra proprietario e inquilino. Se io mi comporto sempre bene da una parte, mi comporto sempre bene dall'altra, riesco anche a chiudere anche dei problemi, però in maniera pacifica, tranquilla, e senza che poi a ogni occasione continuo a pensare ma tutti i soldi che ho perso per quell'inquilino che mi ha fatto quel dispetto, tutte le cattiverie che mi ha fatto il proprietario, e magari anche se c'è stato un momento di crisi riesco a risolverlo, superarlo, andare avanti, e questo permette anche all'inquilino di continuare sempre meglio come inquilino e al proprietario di continuare a essere un proprietario che vuole affittare, perché mi si dimostra che c'è speranza anche semplicemente con un dialogo. Ovviamente non si può fare un discorso generalizzato, come ci sono proprietari che non ne vogliono sentire, ci sono inquilini che non ne vogliono sentire,
però il tentativo di mettere le persone davanti a un tavolo, discutere, parlare, capire se c'è una soluzione viabile che vada bene a tutti e due, secondo me è comunque un passo fondamentale e che tutti devono fare, non soltanto da un punto di vista economico, ma anche proprio per continuare a mandare avanti la società, perché se io ad ogni, fra virgolette, risoluzione di contratto ho sempre meno proprietari che vogliono locare l'immobile per le più disparate ragioni e non ho uno Stato che riesce a fare degli investimenti però per aumentarmi in maniera esponenziale, vuol dire che soltanto la Regione Veneto, se io investo ogni anno l'1% del PIL è poco, perché davvero ne servono tante e le servono adesso. Io non riuscirò mai a risolvere il problema a casa, non soltanto quello delle persone più disagiate o con dei problemi, che poi avranno i loro problemi sempre più gravi, perché se magari ho un'invalidità o un problema mentale o una difficoltà momentanea poi mi diventa cronica, ma anche proprio per impedire che quello che noi chiamiamo ceto medio poi sprofondi sempre di più in alcune situazioni che davvero bastava niente per riuscire a risolvere il problema, magari bastava una casa ad un prezzo normale. Sara Pasqualin, mi aggancio un attimo a quello che diceva prima Deborah su una normativa assai vecchia e che guardava ad una situazione assolutamente cambiata rispetto adesso, e quindi probabilmente bisogna partire da zero, cioè andare all'origine anche di quelle che sono le normative, mettendoci mano, adattandole alla situazione attuale, e spesso ci troviamo ad avere a che fare con normative che hanno 20, 30, 40 anni e fatte in un'epoca passata di cui ormai non resta più traccia. No, infatti poi l'analisi che fa Deborah ci dà proprio il disegno, nel senso che ad oggi siamo in una situazione in cui c'è veramente il bisogno di case a disposizione, messe a disposizione di chi le richiede, insomma. Il problema, cerco di stringerlo un po', però il problema è questo: fondamentalmente noi abbiamo delle leggi che sono stati fatti in altri tempi, anche in una modalità in cui le città, i comuni, i paesi erano costruiti in un altro modo, nel senso che le famiglie stavano tutte assieme, spesso si cercava di darsi una mano a fare una casa, a costruirne un'altra, c'era anche prospettiva proprio di nuclei familiari che vivevano nei stessi comuni e quant'altro. Oggi siamo tutt'altro, in una realtà completamente diversa, un po' per esigenze economiche e esigenze produttive del territorio, perché c'è tanta gente che si sposta anche, e un po' per esigenze soprattutto di impostazione di famiglia che è diversa. Oggi i figli sono meno, prevalentemente studiano, insomma c'è tutta una serie di dinamismo, di movimento nel territorio che ci porta a dire che la legge non funziona più per quella che è stata scritta all'epoca. Quindi anche qui, perché oggi il tema è molto attuale, perché i comuni sentono l'esigenza di intervenire sulle abitazioni, sull'abitare con politiche che poi cercano di ristrutturare case di privati piuttosto che di enti, di metterle a disposizione del sociale, perché è un problema sociale, è diventato veramente un problema sociale, e ad oggi un governo, una politica responsabile dovrebbe rendersi conto che il suo lavoro è fare delle leggi che mettano risorse e mettano prospettiva di investimenti in un'ottica diversa rispetto a quella che era di una realtà di 50 anni fa. Stiamo parlando di 50 anni fa, è cambiato il mondo in 50 anni. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo a parlare di emergenza abitativa e politica abitativa tra poco. Eccoci in diretta, stiamo parlando di emergenza casa, politiche abitative. Prima di parlare di un'altra realtà che è quella dei negozi, degli affitti dei negozi, mi ritorno un attimo, Deborah, al tema della difficoltà anche per i giovani, perché c'è tutta una popolazione di giovani e poi diciamo che restano a casa, che non se ne vanno, ma è anche perché ci sono condizioni, vuoi condizioni lavorative, vuoi affitti troppo alti e la mancanza di garanzie probabilmente, fatto sta che c'è una grossa difficoltà legata proprio al mondo giovanile. Beh, ma infatti io aggiungerei a quello che è già stato detto anche il fatto di giovani che ritornano
in casa anche dopo magari aver avuto il bambino e comunque tu avevi già cominciato a crearti la tua famiglia, ma basta perdere il posto di lavoro, basta addirittura andare in cassa integrazione, basta che io magari abbia accettato delle condizioni non effettivamente legali, fra virgolette, nel senso magari contratti a nero finti, comodati d'uso e cose del genere, tutte situazioni che non mi tutelano e che mi espongono alla possibilità di trovarmi dall'oggi al domani a dire io in questa casa con la mia famiglia non ci posso più stare e quindi non trovo un'alternativa, la soluzione è la mamma col bambino torna a casa sua e il papà torna a casa dei suoi. E quindi si scompone, mettiamola così, una famiglia che si era venuta a creare perché non c'è la possibilità di mantenere la propria soluzione abitativa, fra virgolette. E questo va poi a dimostrare anche come le politiche che vengono fatte a favore della natalità, dei giovani, delle famiglie, lasciano sempre il tempo che trovano. Quello che a me viene richiesto da tutti, ma anche dai giovani, è poter avere l'abitazione. Molto spesso stare a casa dei propri genitori o tornare dai propri genitori non è una scelta, è una scelta obbligata. Perché anche nel momento in cui io magari subisco l'umiliazione di dover avere mio padre o mia madre come garante per avere la casa, poi una minima cosa me la toglie. Non riesco più a pagare, devo dare la disdetta, devo andarmene via da quell'abitazione perché non riesco più a mantenerla. Pensavo che mi avevano detto le spese condominiali sono sui 400 euro, comincio ad abitare, vedo che le spese in realtà arrivano anche a 1000-1200 euro. Allora, fino a 400 euro magari ci arrivavo, 600 euro anche sì. Visto che cominciando ad abitare questa cosa ho scoperto che è molto più dispendiosa di quanto mi si era paventato, devo lasciarla per evitare di incorrere nella morosità e quindi devo ritornare dove ero prima. Ma anche altre situazioni, magari volevo andare a vivere con mia morosa per un periodo in affitto, vediamo come va, eccetera, eccetera. Comincio ad abitare nella casa. Vedo che la casa effettivamente non è come me l'avevano descritta, magari ci sono problemi di vicinato, ci sono problemi di rumori, ci sono problemi di manutenzione straordinaria che non era stata fatta e se la chiedo al proprietario non me la fa. Possono esserci qualsiasi tipo di problemi, allora a quel punto cosa faccio? Torno a casa dei miei, cerco un'altra abitazione in affitto che non la trovo? Dico sì, magari noi preferivamo aspettare qualche mese, qualche anno in più per vedere se funzioniamo come coppia, ma qua l'unica soluzione è vedere se riusciamo a comprare, che perlomeno il mutuo è meno degli affitti che mi si parano davanti. È un investimento, è un rischio, ma se non vogliamo tornare a casa dei nostri, questa è l'unica cosa che possiamo fare come coppia e ne sono capitati. Chiaramente quello dei giovani apre uno scenario molto vasto, Sara, nel senso che parliamo di contratti, parliamo di condizioni lavorative, parliamo anche di un welfare che spesso manca di supporto alle famiglie, e tra cui è proprio quello della politica abitativa. Ma infatti è correlata per forza anche alle leggi vecchie che c'erano, di cui discutevamo prima. È ovvio che i giovani oggi sono carichi di aspettative perché tutti si aspettano che l'Italia deve fare politiche per i giovani, perché siamo un paese che demograficamente sta invecchiando, cioè diciamocelo tutto dal nord al sud, i dati ci dicono questo. Però è anche vero che se da una parte si sta invecchiando si sta facendo di tutto per non tenerli qua i giovani, perché in realtà da una parte abbiamo proprio esempi di ragazzi e ragazze che sono venuti da noi per farci vedere il contratto che gli veniva proposto con stagista, apprendista,
percorsi lunghi, quando loro hanno fatto comunque un percorso di studi e nel percorso di studi hanno avuto anche ottimi risultati, parliamo di casi specifici, che viceversa in un altro stato anche vicino a noi, magari Francia piuttosto che in Inghilterra, piuttosto che hanno proposte più vantaggiose. Io parlo sempre di quelli che hanno studiato, che hanno investito, nel quale le famiglie hanno investito per far studiare i giovani e questa cosa qui, e quindi decidono di andare fuori. Si generano due problemi: il problema è che noi non riusciamo a avere famiglie che rimangono nel territorio e quindi il futuro del nostro paese è complicato, e due, oggi i genitori con i figli distanti hanno anche il rischio che se c'è emergenze o hanno necessità diventano poi difficili da gestire, nel senso che quando si invecchia, quando iniziano ad esserci problemi e i figli sono distanti, si crea un meccanismo che fino a qualche anno fa non esisteva, perché erano i figli che si prendevano carico dei genitori. Quindi insomma bisogna lavorare anche qui, bisogna strutturare delle leggi che diano l'opportunità veramente al giovane di entrare nel mondo del lavoro dignitosamente e provare a ragionare assieme alle proprie compagne, al proprio compagno, insomma, di fare una propria vita nel nostro territorio. È un investimento per le aziende, è un investimento per le famiglie, è un investimento anche per la politica, per il futuro del nostro Stato, perché se i giovani non riusciamo a tenerli qui e a farli crescere nel nostro paese con una prospettiva per il futuro, noi rischiamo di essere un paese che si arena da solo, perché si trova con aziende che non trovano personale, con persone sempre più vecchie che hanno esigenze anche sociali di un certo tipo, e poi ce lo diciamo con investimenti o una tantum che vengono fatti che non servono a risolvere strutturalmente quello che sarebbe necessario. Deborah, c'è poi il tema delle attività commerciali, banalmente dei negozi sfitti, e spesso dietro a questa situazione, abbiamo l'esempio di Treviso, ma riguarda insomma i grandi centri delle nostre città, c'è proprio il tema degli affitti troppo onerosi, ma pensiamo anche ai piccoli mini market, ne abbiamo parlato insomma anche nei comuni più piccoli, quindi non solo nelle grandi realtà, che a fronte di affitti troppo alti non si riesce ad andare avanti e si decide di chiudere, togliendo dei servizi poi anche proprio a delle piccole realtà, dei piccoli comuni. Sì, questo capita sempre di più. E non c'è neanche proprio, come si diceva, una grossa differenza tra grossi centri e piccoli centri, perché noi abbiamo visto attività commerciali che hanno chiuso, sono andate via a Marino di Piave, come a Vittorio Veneto, come a Treviso, come a Conegliano. Il problema è quasi sempre, almeno giustamente per i casi che arrivano da noi o che riusciamo ad intercettare in varie maniere, c'è un'attività che va molto bene, non ci sono grossi problemi, si richiede un aumento. Ok, vediamo l'aumento. L'aumento è enorme o rischia di diventare enorme. Cosa sono costretto a fare a quel punto? O andiamo in trattativa, come si diceva prima, guarda, tu mi stai chiedendo un aumento di 500 euro, te ne posso dare 200 in più, cosa facciamo? Altrimenti diventa un problema quella richiesta di aumento. Tanto per cui le aziende ad un certo punto dicono: guarda, facciamo che me ne vado via. Anche là, attenzione, perché i negozi sono particolari purtroppo quello che noi abbiamo rilevato è che non sempre l'esercente in affitto sa benissimo tutta la sua situazione e tutti i diritti a cui avrebbe accesso. Intanto chiariamo una cosa: è vero che si parla di caro affitti, però il contratto su cui si basano gli affitti, che è quello che noi chiamiamo 6+6, implica già che io posso chiedere l'aumento tutti gli anni sulla base dell'Istat all'inquilino, e a seconda di quello che c'è scritto sul contratto lo posso chiedere per intero o al 75%. In alcuni casi, come per esempio nel periodo 2020, 2021, 2022, l'Istat era davvero alto, quindi senza neanche doverci essere proprio una richiesta specifica di aumento, già il canone aumentava automaticamente
anche di 50 euro in più al mese, automaticamente, perché l'ISTAT generalmente è considerato automatico, comunque tendono sempre a chiederlo sui negozi. Nel momento in cui io voglio fare un contratto nuovo all'inquilino, però attenzione, perché il proprietario deve dare 1 anno di preavviso, deve comunque rispettare i blocchi di 6 anni, quindi non è che lo può dare in un qualsiasi momento, e se poi dopo quella disdetta riapre un negozio che fa la stessa cosa, deve anche dargli un indennizzo all'inquilino, perché io gli devo pagare l'avviamento, perché gli sto togliendo il suo lavoro, senza nulla ovviamente togliere l'abitativo. Però noi abbiamo avuto casi in cui il padrone di casa era sia proprietario dell'immobile dove c'era il negozio e anche proprietario della casa. O io cerco di tenere le due cose insieme e garantire che la persona possa lavorare e quindi pagarmi tutti e due gli affitti, ma se io non faccio attenzione a permettere a quell'inquilino di lavorare dove gli sto dando l'ufficio, il negozio, quello che è, come posso pretendere che lui paghi non soltanto l'affitto del negozio ma anche quello dell'abitativo? Sono io che da solo sto rendendo l'inquilino in condizioni di non pagare. Quindi bisogna fare attenzione, perché molto spesso gli inquilini accettano magari minacce, parole, cose del genere, senza però che ci siano delle grosse ragioni, e tanti dicono vabbè allora vado via, e così però intanto la si dà vinta a un proprietario che magari non aveva ragione in quel caso, ma tolgo del valore alla città, perché adesso in questa maniera il centro di Conegliano è praticamente vuoto, devastato, e tutti quelli che noi abbiamo sentito sono andati via per via degli affitti troppo alti. Il centro di Treviso si sta pian piano riempiendo di buchi, ma persino Mestre è in queste condizioni, ma dicevamo prima anche i piccoli centri, centro commerciale di Mareno adesso ha un giro assolutamente inferiore di persone che lo frequentano, perché è scappato via il supermercato. Voglio tornare su questo tema, prima però abbiamo un telespettatore e una telespettatrice in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Io mi chiamo Scordo Rosa e abitavo a Sant'Elaio da 50 anni in case gelate. Mi hanno aumentato l'affitto quasi 700 euro, prendo 800 euro di pensione, ho lavorato all'ospedale di Treviso e mi hanno buttato fuori perché io non ci stavo dentro con la pensione. Sono venuti i carabinieri, i vigili del fuoco, in quali condizioni che ero io e la vicina sotto di me che ci andava l'acqua con i tubi rotti. E allora il carabiniere ha detto che non è colpa mia e dell'amministrazione, della signora di sotto e dell'arte, sono stati chiamati, niente, non ci ha potuto, ho preso l'avvocato, il sindaco di Spriziano, che conosceva mia nuora, mi hanno ammalato, mi hanno ridotto all'ossa la pelle. E se non avevo mia nuora e mio figlio e mia nipotina, a me mi portavano nel cimitero. Questo volevo farvi, perché l'ho tenuta in segreto questa cosa. Mio figlio ha trovato la casetta piccola, pago solo 400 euro e 20 euro per conto mio, una camera, cucina e bagno. Sono contenta. Ringrazio mio figlio e abitavo in mezzo alla mafia di San Pelaio. Grazie signora, credo sia anche un po' difficile commentare, nel senso che forse bisognerebbe capire esattamente quello che è successo. Sì, perché se lei mi dice 700 euro, io immagino che probabilmente non abbia fatto l'ISEE
e quindi sulla base della legge regionale, che ha dei sistemi di punizione, fra virgolette, per chi non fa tutto quanto in maniera regolare, probabilmente le hanno chiesto il massimo che era previsto dal valore che loro avevano attribuito al... Ecco, facciamo una parentesi su questo aspetto che non è così di minore importanza, questo dell'ISEE per quanto riguarda proprio poi il valore dell'affitto, se possiamo fare un passaggio. Ovviamente stiamo parlando di case popolari. Sì, beh, certo, quindi, assolutamente. Case che seguono la legge 39, no, più che altro perché ci sono anche delle situazioni che vengono considerate come se fossero popolari, ma in realtà non sono, come per esempio, non so, Ente della Liberazione non segue la legge 39, è un ente che fa affitti privati fondamentalmente, ovviamente li fa calmierati sulla base di alcuni interessi che hanno in qualità di onlus, ma non seguono la 39. Per tutto quello che segue invece la legge regionale 39, quella nuova, dal 2018 circa noi abbiamo tutti i canoni per le case ATER e comunque ERP calcolati sulla base dell'ISE, o meglio dell'ISE-ERP. Praticamente il ATER o l'ente gestore verificano qual è il valore dell'immobile sulla base di quanto vecchio è, dove si trova, quanto grande è, eccetera eccetera, lo mette in relazione a quello che è l'ISE della persona, però recuperando anche le detrazioni che aveva già ricevuto, giusto per semplificare. Certo, certo. Mettendo insieme questi dati loro arrivano ad un affitto che loro ritengono sostenibile per la persona che è nella casa popolare. Ovviamente in questo affitto sostenibile è incluso soltanto più o meno qual è la situazione della persona, perché in ISE comunque risulta se ha dei figli a carico, se ha delle spese importanti, se ci sono delle invalidità, quante persone sono, quindi di sicuro è un sistema migliore rispetto al semplice reddito. Però appunto non include anche tutta una serie di spese accessorie, come per esempio possono essere le spese degli oneri accessori, quindi se il riscaldamento è centralizzato, del riscaldamento centralizzato, dell'acqua, le bollette, tutto quanto, tutte queste cose non sono incluse nel conteggio per capire se davvero il canone è sostenibile. Però comunque arriviamo a delle cifre che normalmente sono gestibili. Però appunto per fare questa operazione ATER ha bisogno dell'ISEE, che deve essere fatto tutti gli anni, non deve essere consegnato all'ente gestore, l'ente gestore tranquillamente si prende i dati e poi si arrangia a fare il conteggio, però bisogna farlo. Dopo un po' di discussioni iniziali diciamo che c'è tempo fino ad aprile-maggio per poterlo fare, quindi adesso è un tempo anche abbastanza umano per farlo, però attenzione, bisogna farlo, perché nel momento in cui io non lo faccio, che ATER voglia o non voglia, legge regionale prevede che io chiedo a quella persona il massimo possibile rispetto al conteggio che io ho fatto, quindi senza considerare qual è la situazione della persona, e il non fare l'ISE può capitare per le situazioni più disperate. Noi abbiamo avuto un anno in cui c'è stata un'epidemia di persone che venivano da noi a chiedere perché cominciano a chiederci 700, 650, 800 euro, andavamo a vedere la situazione, effettivamente non avevano fatto ISE. Per fortuna mandati a fare l'ISE, segnalato il problema ad ATER, poco dopo la situazione è ritornata nella normalità. Ma per esempio noi adesso abbiamo tutta una serie di problemi a Castelfranco perché IP non aveva aggiornato autonomamente ogni anno sulla base degli ISE presentati. Quindi soltanto adesso che hanno fatto i controlli, le verifiche e i conguagli, tante persone sono trovate che effettivamente in alcuni anni non avevano presentato ISE, quindi il debito accumulato della risistemazione degli affitti di anno in anno è spaventoso, perché non c'è più la possibilità di fare l'ISE per
il 2022, o l'ho presentato nel 2022 o io non ho più la possibilità di tamponare il problema. Me l'hanno detto 3 anni dopo, il problema è come ne vengo fuori, portando EP in tribunale? Perché non c'è possibilità di venirne fuori altrimenti. Purtroppo è la legge regionale che prevede delle punizioni e questa è solo una delle tante, anche per quello che noi fin da poco dopo che è stata fatta anche con le manifestazioni del 2018 con lo SPI e le CGIL tutti quanti insieme chiedevamo la possibilità di rivedere la legge regionale per alcuni punti, perché effettivamente alcune questioni noi le vedevamo già critiche all'epoca, adesso che è in rodaggio da un bel po' di anni tanti attori si sono resi conto che davvero c'erano problemi, quindi c'è una necessità adesso, fra virgolette, che c'è esperienza dei problemi che possono causare alcuni elementi specifici della legge, di provare a trovarci di nuovo tutti quanti attorno a un tavolo e provare a ridiscutere la legge. Sara Pasqualin, parlando di attività commerciali, quello che ci diceva prima Deborah, in realtà lo vediamo davanti ai nostri occhi quando facciamo un giro per qualche centro più o meno grande, questi buchi vuoti che chiaramente tolgono anche decoro ad una città, ad un paese, ad un comune e provocano il cosiddetto spopolamento di cui tanto parliamo, e quindi è una catena di eventi legati poi ad un negozio, più negozi che chiudono. Sì, infatti noi stiamo segnalando nei comuni dove andiamo, si parla dei grandi centri, poi in realtà succede anche nei piccoli, anche in paesi che magari viviamo, insomma, inizia a chiudere il supermercato vicino a casa, il panettiere e tutta una serie di cose. Il problema, ripeto, ci vuole un po' di attenzione e soprattutto bisogna pensare al futuro che abbiamo noi, alle famiglie, ai servizi che vogliamo dare alle famiglie e agli anziani di questo paese. Perché è ovvio che un anziano che è abituato ad andare a comprare il pane alla mattina al panificio a portata di mano, se non ce l'ha più e se non ha la patente deve chiedere a qualcuno di farsi portare da un'altra parte. È un dramma da un punto di vista di gestione organizzativa della casa, ma è anche un dramma sociale perché magari in quella mezz'ora, in quella ora che andava a prendere il pane faceva anche 2 chiacchiere, quindi c'era anche tra virgolette, un andare, un uscire da una solitudine che magari uno vive nella sua quotidianità. Bisogna ripensarla, noi crediamo, l'abbiamo ribadito anche in alcune uscite pubbliche, noi chiediamo che ci sia un tavolo a livello anche provinciale che affronti questi temi, che metta insieme tutte le situazioni, perché le politiche dell'abitare riguardano veramente oggi un problema esistente, ma un problema che si sta allargando a macchia d'olio, perché da una parte abbiamo sì il problema di chi va in cerca di casa, dei giovani che vanno in cerca di casa, prima l'abbiamo affrontata, poi c'è il problema dei negozi che con gli affitti non ci stanno dietro e anche lì bisogna capire, cercare di trovare una quadra, poi c'è il problema appunto delle persone più fragili e delle persone che hanno necessità di avere, tra virgolette, la loro quotidianità a portata di mano e non sempre noi come la politica non riesce ad essere responsabile e a rispondere a quelle che sono queste esigenze. Abbiamo affrontato questo tema assolutamente delicato che ha aperto davvero tanti scenari, torneremo a parlarne. Io ringrazio Deborah Marcon, segretaria generale Sunia Treviso, grazie a Sara Pasqualin, segretaria generale CGIL Treviso. Noi siamo in chiusura e ringrazio in regia Francesca Pezzo e Alessandro Granziera. Vi lascio naturalmente con la nostra programmazione che alle 16:15 vedrà il film Melancolia. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie di nuovo ai nostri ospiti, grazie anche a chi ha chiamato e intervenuto in diretta e buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata.